Allora, noi siamo neanche dire siamo a Venezia, e mi ha appena detto che noi siamo i sudditi, e ha un po' ragione, devo dire, no? È vero. I sudditi. No, eravate, ma insomma con lo spirito, quando man mano che passo a Venezia dico, ma qua sembra Muggia, ma qua sembra Pirano, no? In realtà è il contrario, no? Diciamo che sembra tutto Venezia. Qua siamo al Arzanà, si chiama? sì, questa è l'associazione. Associazione Arzanà. Ci siamo fermati qua e Pippo ci ha detto, vi faccio vedere una cosa. Arzanà sarebbe il nome vecchio dell'Arsenale. Arsenale in veneziano si diceva Arzanà. E qua siamo all'interno di quello che era un vecchio square, un cantiere per la costruzione di barche di piccole dimensioni, perciò soprattutto gondole. Le origini, diciamo, di questo cantiere risalgono, ci sono già nelle cartine del Barbieri, già dal 1500. Questo era già presente, ma a Venezia ce ne sono state non so quanti square, c'era tutto un cantiere perché le imbarcazioni era la vita, diciamo, per la città. E questo gli ultimi a tenere gestire questo cantiere sono venuti giù dalla Val Zoldana nel 1850-70, sono i Casale, la famiglia Casale, e sono rimasti qua, hanno lavorato fino ai primi del Novecento in pratica, forse anche più avanti. E niente, l'associazione Arzanà sono gli eredi, diciamo, i proprietari del fondo sono generazioni discendenti da questi Casale, ok? E hanno mantenuto proprietari del posto, e dopo con altri amici hanno istituito questa associazione per tutto quello che è il recupero e la conservazione di oggetti facenti parte della storia della marineria dell'Alto Adriatico, e dopo in particolar modo della storia di Venezia. E perciò dentro loro hanno acquistato, avuto donazioni, preso da gente, cantieri che chiudevano, perciò hanno recuperato materiale, e perciò hanno recuperato 50-60 barche, imbarcazioni che hanno restaurato e sono dislocati un po' in giro per Venezia. Questa è la gondola più vecchia che c'è a Venezia. Ma va? Questa qua, sì. È del fine 800, è una gondola da fresco, perciò non è la gondola classica che diciamo vediamo, ma questa qui i ricchi veneziani, i nobili, d'estate era abitudine alla sera andare in giro per il Canal Grande. La lunghezza è la stessa, però è più bassa, un po' più stretta. Ci sono tutti gli attrezzi proprio per costruire le barche, se le piane, quelle proprio per pianare. Quelle sono gli stampi per le ordinate, per la forma, perché la barca, si vedi che ha tutti quei traversi, diciamo, il fianco, il fondo, sì. C'è tutto quello scheletro, e là sono le forme, adesso non so se siano per una gondola. Quando ci sono dei film in costume, tipo Casanova, cose così, loro sì, vengono pagati e noi ci prestiamo come vogatori. Infatti ho fatto un paio di volte con loro delle... Prossimamente si è messo in costume, ti vesti proprio ti faccio vedere le foto della morire. Da un po' il calzamaglia, col cappello, parrucche, no, è incredibile. Era decaduta a un certo punto la nobiltà veneta, sì, rispetto a una volta, e non avevano più magari, diciamo in generale, la possibilità di mantenere due vogatori e uno solo. Insomma, c'è stata l'evoluzione nella gondola da simmetrica è diventata asimmetrica. In pratica un lato è più corto e ha una forma, il movimento. Bravo, che capisci. E perciò vogando da un lato solo, la gondola, sì, che è fatta invece così, tende a pareggiare quel colpo, e perciò la gondola viene vogata tranquillamente. Non ci credo! Guarda che coccola! Non so neanche io, è bellissima! E dopo c'è tutta una storia sui ferri, sul ferro da gondola. Ma infatti volevo chiederti, c'era un significato, mi sembra, il numero delle righe, quella roba, sì, del genere? Sono i sestrieri di Venezia. Allora c'è un po' la forma in alto, sarebbe il cappello del doge, ok? Sì.
La forma così è Canal Grande. Ah, Dopo ma- ci sono i 6 sestrieri più la Giudecca che fa 7. Cosa sono queste? Queste sono le forcole, in pratica la barca Remi Sì. ha come scarmo una forcola. Cioè, nelle barche normali c'è il scarmo in ferro, è vedete all'inglese, queste Sì. vengono infilate su un fianco qua Sì. e il morso è quello dove si appoggia il remo per... Uno solo, no? Da un lato solo, giri Cioè, destra, diciamo- sinistra, avanti, indietro. Diciamo, le barche originariamente erano quasi tutte fatte per vogare in due, soprattutto le gondole. Sì. E anche perché magari se erano mezzi da lavoro, da trasporto, in due o anche più vogatori. Mhm. Ovviamente puoi vogare da solo o in due, sempre anche in tre su certe barche. E dopo ci sono delle gondole, c'è una disdotona, una gondola da 18 persone che vogano, era un 18. figura enorme, enorme. Ha 8 posizioni dove puoi mettere il remo per fare tutte quante le manovre che ti servono per governarla. Ah, ok? quindi tutte queste insenature Cioè, queste sono ogni- doppie perché sono... Allora, quelle che vedi con doppio scarmo, foro, Sì. sono la forcola da poppa, dove c'è proprio quello che principalmente voga, Sì. quello che comanda, la governa. Mentre quelle di prua hanno un morso solo, Sì. perché voghi e basta, cioè tu spingi, ok? Spinge e basta, sì. Si chiamano marotte, sono Sì. fatte a barchetta, ma quelle servivano perché i pescherecci, le barche da pesca che andavano fuori in mare, quando il pescato lo buttavano lì dentro e restava in acqua perché i fogli facevano entrare l'acqua e il pesce restava vivo. La gondola che adesso non è quella che c'era, non so, nel 1500, 1600, perché nel corso degli anni hanno avuto un'evoluzione. La gondola, inizialmente che era di nobili, avevano due vogatori, uno a poppa e uno a prua. Ovviamente, dopo nel corso degli anni cioè era simmetrica, cioè proprio fondo piatto, perché Sì. la laguna c'è poco fondale, perciò tutte le barche sono a fondo piatto. In più due vogatori, perché i nobili avevano la possibilità di mantenere, ok, e vogavano in due. Nel corso dei secoli ci sono state evoluzioni, la forma qua della prua una volta addirittura era piatta perché le persone montavano e smontavano dalla prua. Dopo hanno cominciato a differenziare il modo di approdo nelle rive e perciò ci sono stati dopo intarsi sulla prua, il sistema diciamo della seduta sul certo, quello lì è il felze che copriva e ti dava anche una certa privacy. E gli attrezzi che si adoperano tuttora per fare una forcola sono gli stessi di una volta, non è cambiato niente. Ah, quindi niente di No, elettrico. No, cioè col ferro, questo è il ferro a due mani, tieni duro questo. E questo in pratica, con questo movimento, Scavi. viene lavorato di fino per poter dargli la forma. Il giovane che vuole diventare gondoliere, perché è un lavoro che prende anche parecchi soldi, non so, è il figlio che perciò va al fine del Ah, giovane. come i notai, tipo. Ah, sì, no. E allora sì, il figlio, oppure quel giovane che vuole resta nell'ambiente, ma all'inizio fa bassa manovalanza, gli pulisce la gondola la mattina e lo pagano con piccoli servizi dopo un po' alla volta. Se riesci diventi sostituto gondoliere per dopo avere la licenza, ma costa tanti soldi. Una gondola credo abbia 20 tipi di legno diverso perché Ah, in vediamo base qua una lista da qualche parte, dove era qua, no? Mogano, ciliegio, noce, olmo, tiglio, salice, abete. Sì, perché la parte che è immersa nell'acqua deve avere delle caratteristiche, la parte che è sopra un'altra, tutte queste parti le ordinate, le piane, un altro legno ancora. E a parte che sono tutto il gruppo di diversi di loro sono a Porto Buso, sono stati fino a Porto Buso vogando. Che, fin dov'è Porto Buso? Non è. È lì a Legnano, Vogando.
Ma poi devi tenere conto che Venezia, come repubblica, aveva un rispetto di tutto quello che era, ottimizzava tutto, perciò tutto il lavoro legato al legname, lavorazione del legno, loro avevano tutti dalla Val Zoldana, venivano giù dalla montagna, cioè i cantieri erano fatti, le barche, non dal veneziano, ma da chi sapeva lavorare il legno, e perciò i montanari, hai capito? Però a Venezia non c'è un museo che abbia per la tradizione e che raccolga tutte queste cose che non c'è, cioè non esiste al mondo. Cioè, se vai in montagna uno trova una gerla o una slitta vecchia, fa un museo. Venezia, è vero, che è una delle storie più incredibili d'Italia. Non esiste, non c'è un museo a Venezia, magari ci puoi trovare dentro qualche parte una gondola vecchia, trovi qualcosa, ma però un museo dove ci sia tutta la storia, perché Venezia è nata nella laguna e perciò la gente si è sviluppata, cioè economicamente, come civiltà, come storia, tutto in base al rapporto laguna, mare, ok? E perciò cioè dalle isole le hanno cominciato a popolare, hanno dovuto inventarsi barche per potersi muovere, hanno dovuto difendersi, hanno dovuto costruire uno stato, e sempre tutto nelle regole che venivano date un po' dalla natura, dalla laguna, perché c'era un rispetto, non è che uno potesse fare come fanno adesso, fare che cazzo che vuole, hai capito? Lo stesso, le fatte più belle. Però quanti triestini sono entrati qua dentro? Dimmi, nessuno. Uno sicuramente. Uno e basta, bene. No, non so adesso, perché gli amici, abbiamo tanti amici di grado, di altre parti. Ok, l'importante è i triestini, Furlani? Non lo so, perché No, ecco, ma l'importante è che siamo arrivati prima, questo qua è importante. importante.